Allora, eccomi qui a Bergamo Bassa. Di là in fondo si vede Bergamo Alta. Non volevo fare dei video, però per chiudere questo viaggio voglio farvi vedere qualcosina di questa bella città. Purtroppo non potrò andare nella parte alta per vari motivi logistici, insomma, del mio viaggio, ma almeno vi faccio vedere qualcosina interessante. Le luminarie, la ruota panoramica, insomma qualcosina di bello ve la faccio vedere prima di, insomma, prendere la via del ritorno verso la Sardegna. Quindi uno scrittore sardo in viaggio può terminare qui da Bergamo e ci ritornerò certamente. Ho già assaggiato un qualcosa di tipico, rosti burger se non ricordo male, un tortino di patate con speck e formaggio, devo dire davvero delizioso. L'ho pagato 10 euro, forse un po' troppo, ma ci sta assolutamente, e quindi ve lo consiglio. È uno di questi chioschetti natalizi, quindi ve lo farò vedere. Sto iniziando questo video qui, diciamo, sono arrivato, insomma, dalla stazione. Guardate, con la chiesa dell'Immacolata, visto che, insomma, ieri era la solennità dell'Immacolata. Qui a quanto pare, insomma, leggete, vedete, festa patronale. Vedete, festa patronale, quindi adesso camminerò, vi farò vedere un pochettino questa bella cittadina. Ok? Andiamo. Come vedete là in fondo c'è la città alta, che purtroppo non potrò visitare, motivi di tempo, fa buio prima, non vorrei vederla solo di notte, quindi mi sto riservando un altro viaggio e lo farò. Adesso andiamo a vedere un attimino qua la città bassa, vediamo. Qui anche, insomma, c'è anche il teatro Donizetti, quindi insomma non è assolutamente poco questo, quindi insomma cultura c'è qui a Bergamo, anche a Bergamo Bassa. Molto belli, molti palazzi neoclassici, anche un po' di qualcosa di così interessante come appunto anche lo stile eclettico. Ruota panoramica, che bello. Eccolo qui, Francesco Nullo. Eroe della prima guerra? Eroe del risorgimento? Me lo direte voi. Davvero bello tutto molto bello. Guardate. Ora continuiamo. Quella forma di torre civica mi piaceva tanto. Qui è dove sono passato anche l'altra notte, per poi andare verso piazza del Ducato, se non erro, del Ducato di Pontida, se non erro. Quindi adesso farò un giretto qua, vediamo un attimino che cosa c'è e mi godrò un pochettino queste ultime ore, queste ultime luci del giorno. Proseguiamo un po' sui portici, facciamo il giretto, andiamo a vedere questi luoghi. Piazza Vittorio Re, andiamo verso la chiesa.
Allora, devo dire che anche Bergamo mi piace, è una città accogliente, bella, poi insomma a me tutto questo movimento di monumenti mi intriga tantissimo. E ora andiamo a vedere quella bella fontana che ho visto l'altra notte e facciamo qualche immagine qua e vediamo appunto. Prendiamoci questo scorcio, che bello, una bella città, mi piace. L'altra notte l'ho passato qua, non ho fatto video, non ho fatto niente di che, insomma per questa passeggiata non c'è neanche così tanto freddo come l'altra volta e neanche come a San Marino assolutamente, però insomma volevo farvi vedere questi scorci, molti di voi li conosceranno, saranno anche banali per molti di voi, ma è giusto per capire il posto, il punto in cui siamo, è giusto per farvi vedere, insomma, se siete dei forestieri come me, dove andare. E quindi insomma questo è un momento per farvi vedere qualcosa di bello, e adesso fra poco continuerò, prima che cali la sera, continuerò a fare un giro. A poco. Bene, adesso continuiamo a fare due passi in questo bel momento che si chiama Bergamo. Guardate che bello, i locali, caspita. Proseguiamo per questi porticati, davvero una città pulita, elegante, davvero bello. Poi prenderò magari un tè qua in questo bel locale, Balzer 1850. Balzer 1850. Dopo prenderò un tè. Andiamo qua. Questa è l'altra piazza in cui ero andato l'altra notte. Chiesa importante, bella. Vediamo di vederla meglio da vicino, magari scattiamo anche una foto da qua. Passare, andiamo per quella piazza, mi ricordo un bel monumento teatrale e infatti c'è anche il teatro, vi voglio far vedere almeno il teatro Donizetti. Io devo dire che è molto molto bello qui, davvero. Bergamo mi piace. Bergamo bassa. Bergamo alta sarà sicuramente ancora più affascinante per me, che sono un amante del Medioevo anche, insomma, quindi sarà sicuramente più interessante. Intanto mi accontento di questo posto, andiamo verso il teatro e anche qui sono degli ottimi scorci. Guardate che bella città, davvero una bella città. Andiamo lì. Caffè del Colleoni, belli, devo dire veramente i caffè qui sono strepitosi, guardate che bei posti, che bella che è Bergamo, davvero interessante. Adesso proverò a fare qualche scatto qui, vediamo un po'.
Andiamo qui dal palazzo del comune per questa bella passeggiata. Bergamo passa, davvero interessante. Libreria Arnoldi Scalcinati, con uno scrittore come me è davvero bello vederlo. Mira, el Barcelona está... Ahí va el templo. E andiamo verso il corso. Adesso non mi ricordo che via sia, però sono stato anche l'altra notte. Trenino immancabile natalizio, gospel di Natale Eric Waddell, e qui ci godiamo un momento di musica, il violoncello è sempre bello. E ora proseguiamo il viaggio dopo questo momento musicale, una bella passeggiata, la chiesa aperta, andrò a vederla, negozi, gente, bella gente, trafficato, bella, mi piace, mi piace, mi piace. Questo mio viaggio non potevo che terminare così, qui a vedere qualcosina di Bergamo, davvero interessante. Allora noi andiamo a vederla. Santa Lucia. Deve essere davvero devota. Una devozione alta. Guardate che bella chiesa, davvero bella, molto interessante, bellissima. Quando ci sono gioielli del genere li vediamo certamente un barocco. Probabilmente c'è anche un neoclassico, insomma, ma comunque davvero, davvero meraviglioso, bellissimo. Dalla chiesa di Santa Lucia, presumibilmente, noi riprendiamo il percorso a Bergamo. Bancarelle immancabili. Che via meravigliosa, negozi, gente. Bellissimo, tutto questo è bellissimo. Facciamo passare questo trenino.
via dello shopping. Libraccio, e trovate anche i miei libri, perlomeno li potete ordinare anche da lì. Qui c'è la libreria. Che negozio caratteristico, sembrano le vecchie insegne di una volta. Stiamo per arrivare nella famosa piazza del mercato di Pontida. Che meraviglia! Stile Liberty, sì. Eccoci, via 20 settembre era questa, e ora siamo in piazza del mercato di Pontida e noi lo guardiamo. Guardate che bello. Che bello. Guardate i palazzi. E ora entreremo in quella chiesa, vediamo un attimino com'è, perché è mancato. Lasciamo la valigia qua. Prendiamo. Che bella. Davvero bella. Che meraviglia. Guardate che meraviglia. Questo Cristo è spettacolare. Veramente spettacolare. Con questa scena della deposizione. Wow. Che bella. Davvero, davvero interessante la chiesa di Santa Maria. Di una brevissima carrellata. Guardate adesso. Che meraviglia. Wow. Allora io credo che possa tranquillamente chiudere qui questo viaggio, quindi ad un altro viaggio, ad un altro percorso qui da Bergamo è tutto. Ho terminato questa carrellata di giorni qui tra la regione Lombardia e l'Emilia Romagna e insomma molto soddisfatto. E ritornerò, chissà, magari in un'altra stagione, però l'area natalizia ha decisamente il suo fascino, per cui adesso io vi faccio una carrellata velocissima del posto in cui io sono, quindi venite, visitate questi posti, siete sardi, viaggiate, conoscete, non ne restate fermi, fate esperienza, assaggiate anche voi i prodotti tipici come ho fatto io, conoscete le persone e quindi da questo momento ora è tutto. E quindi un scrittore sardo in viaggio termina qua e ad un prossimo viaggio. Sono arrivati 100 anni.